Ciao a tutti, oggi ci troviamo al lago Fedaia, Passo Fedaia, e stiamo andando a fare la ferrata delle trincee, che è praticamente di fronte alla Marmolada, che è questa. Non dovrebbe essere una ferrata semplice, almeno dalla relazione che abbiamo visto. Allora, sto sentiero che stiamo facendo ci porterà a Porta Vescovo, dove da lì inizierà la ferrata. Per arrivare a Porta Vescovo ci sono due modi, o dal lago Fedaia a piedi o da Rabba con l'impianto di risalita. Quindi noi abbiamo scelto di partire a piedi, ovviamente dal lago Fedaia per fare questo sentiero che finora è abbastanza impegnativo. Marmolada ovviamente, e Fedaia da dove siamo partiti. Da qui ci dovrebbe essere un'altra mezz'ora per arrivare a Porta Vescovo. Da qui si riesce a vedere la parte di ghiacciaio che si è staccata l'anno scorso, che è questa. Da qui si è staccato il pezzo che è sceso lungo questa via. Adesso ci stiamo dirigendo a Porta Vescovo, che originariamente era un baluardo austriaco, un avamposto che sarebbe servito nel caso in cui gli italiani avessero fatto breccia sulla Marmolada. Neanche a dirlo, ovviamente la ferrata delle trincee si sviluppa lungo una linea di trincee austriaca. Da qui si riescono a notare anche le stazioni d'arrivo, una e un'altra due, della funivia che parte da Malga Ciapela, porta in Punta Rocca, sarebbe quella. Punta Penia sarebbe questa. Si riesce a vedere la croce e un po' del rifugio anche. Ed eccoci arrivati a Porta Vescovo. Da qui ci sono altri 25 minuti per l'avvicinamento alla ferrata. Questo è il Pizzboe, questo qui. Qui iniziamo a vedere anche le persone che salgono sulla ferrata. Il punto iniziale è proprio questo, che è quello che creerà anche più problemi, perché è abbastanza ripido, questi 20-30 metri verticali, con pochi appigli su una roccia lavica, quindi sarà interessante. Questo è l'attacco della ferrata, bella verticale. Parte subito verticalissimo. Ora vedi Luca. Qui c'è la teleferica, penso quella della guerra degli austriaci. Il Sassuolo, Bruxelles, Sassolungo, Sassuolito. Marmolada solita. Wow! Comunque, prima parte molto impegnativa. Veramente. Bella, tirava. All'inizio tirava un sacco. Come la previsione. Cioè, sono dovuto anche tornare un po' indietro per capire dove mettere i piedi, perché veramente non riuscivo ad andare su. Braccia, fortemente braccia. Adesso sento più le mani, sono congelate, cacchio. Vabbè, si continua. Ma adesso sembra diminuire la difficoltà. Il tratto difficile era questo iniziale. Adesso si affronta un'altra salita che ci porterà su. Spero sia meno impegnativa di quella appena fatta. Beh, diciamo che è sufficientemente esposta, anzi, un bel po' esposta. Vero Luca? Un pochino. Paesaggio top anche oggi. Giornata stupenda. Ferrata continua a essere discretamente verticale. Comunque. Sì, continua a essere esposta. Sì, molto esposta e verticale. Però esposta, sì. Questo dovrebbe essere l'Antermoia. E qua Sassolungo, Sassopiatto. Questo è il rifugio Maria. Com'è Luca? Questo posto straordinario. Il posto è spettacolare. Posto davvero insuperabile. Ferrata continua a essere Ferrata verticale, esposta. Però più semplice qua. Però più semplice in questo punto dove sì. Siamo adesso. Dovrebbe essere finito cioè la parte veramente verticale, sì. Perché adesso dovremo muoverci in cresta più o meno. Allora, da questo punto iniziamo a muoverci in cresta a questa montagna. Oh, le tofane.
Penso che siamo arrivati nel punto panoramico, o meglio più panoramico, visto che c'è il ponticello di legno da attraversare tra queste due parti di montagna. Bello bello. Questo ponticello sorge praticamente tra questo lato della montagna e quello. Non è un buon inizio. Il ponte si muove comunque, Luca. L'esposizione sembra abbastanza accentuata anche in questo punto, perché dobbiamo andare da questo lato, passando per di qua. Bello. C'è anche qualche passaggio in leggera discesa. Però stupendo. La vista è sempre stupenda. Siamo scesi da quell'altezza lì, da quella torre. Siamo scesi giù, facciamo questo traverso e adesso dobbiamo andare di qua. Qui ci sono delle gallerie di trincee costruite in questa zona. La ferrata continua di là però. Qua c'era costruita un terrazzamento, un qualcosa, una protezione, vedendo i travi di legno. Qui ci sono dei resti, molto probabilmente sempre di qualche baracchetta costruita durante la guerra. Qua ci sono dei muretti. Abbiamo fatto quest'ultimo pezzo in discesa che sembra banale, ma non lo è. E di qua si apre un paesaggio infinito, immenso, col il solito civetta, il pelmo, l'antelao, il gruppo del Sorapis, Tofane e via. Adesso scendiamo per questo sentiero e in teoria ci ricongiungiamo e finiamo il giro d'anello che ha attraversato la montagna in questo lato pianeggiante. Siamo arrivati in questo punto dove ci sono ancora dei resti, le trincee. E continuiamo in cresta. C'è un scorrimano per scendere. Il sentiero qui continua in cresta e si muove. Pensavamo di averla finita e invece no, sale ancora un po'. E dopo questo breve tratto in discesa qui abbiamo un ingresso di una galleria. Adesso qua ci inoltreremo. Vedo la luce in fondo, quindi in teoria non dovrebbe essere così buia, però potrebbe servire una pila per fare questo percorso. Confermo che la pila serve perché c'è un po' di galleria. Molto probabilmente questa sarà una delle più brevi, però qui seguiamo un attimo i bollini e le frecce. Ammetto che l'orientamento non è sempre semplice con le gallerie, con i vari, con le varie costruzioni che ci sono, della guerra. Quindi bisogna seguire sempre le frecce quando si vedono, tipo questa che indica di andare di qua, perché altrimenti anche di qua sembrava invitante. Qui c'è l'indicazione per il bivacco Bontadini. Ci dovrebbe essere anche la seconda galleria qui da qualche parte. La ferrata continua con questa salita perché bisogna raggiungere il bivacco, che dovrebbe essere anche dove inizia o finisce la galleria, Luca? Al bivacco? Finisce? Ecco. Niente, si continua. Pensavamo di averla finita e invece no. Quindi abbiamo fatto questo pezzo in discesa comunque e questo è l'ingresso della galleria. Dovrebbe essere un po' più lunga di quella di prima, quindi per forza di cose qua serve la pila. Ogni tanto c'è qualche apertura.
Siamo in miniera tipo. Beh. E qui è finita. Senti il caldo. È il bivacco. Grande. Bello. Bello sto bivacco. Cioè merita? Poi io vengo a dormire qui. Sì? Sì. Famo. Famo. Abbiamo finito la ferrata. Sì. Abbiamo preso il sentiero che è praticamente di fronte al bivacco. Stiamo scendendo per questo. C'è ancora un po' di attrezzatura. Alla fine il rifugio Padon non l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo lasciato un po' fuori, stiamo tagliando per il sentiero perché sì, non valeva la pena, vista tutta la ferrata lunga, arrivare anche al rifugio Padon. Noi stiamo tornando al lago Fedaia e al rifugio dove abbiamo parcheggiato la macchina, seguendo questo sentiero. La ferrata partiva dietro a questa montagna qui, e poi qui abbiamo continuato in cresta per tutte queste fino ad arrivare al bivacco di prima, che era più o meno su sta zona di qua. È stata una bella traversata. Adesso stiamo rientrando. Allora, siamo giunti praticamente al termine del sentiero della ferrata. Ferrata sicuramente non banale. No. Nel senso che l'inizio è molto tosto, molto impegnativo, e poi molto verticale, pochi appigli. Atletica. Sì, esatto, si va di braccia insomma. E il problema è che poi comunque per tutta la durata della ferrata, cioè, ha sempre mai banale, però... e continua ad avere passaggi insomma, sia in salita che in discesa di un certo livello. Mai più difficile, però comunque no, esatto, la parte più difficile è proprio l'inizio, però poi ci sono altri passaggi che insomma richiedono un bel po' di attenzione. Dal punto di vista paesaggistico una delle migliori. Sì, dal punto di vista paesaggistico tanta roba. Tanta roba. Perché si è proprio in mezzo tra la Marmolada e tutte le Dolomiti attorno, quindi tanta roba come dal punto di vista paesaggistico. Sì. Quindi merita sicuramente di essere fatta. Sì. L'unico inconveniente, insomma, devo stare attenti, insomma, ci vuole una buona preparazione atletica, quello sì. Anche perché non è corta. No, non è corta in effetti, e anche le braccia ovviamente se si usano molto tendono a stancarsi, quindi bisogna fare le proprie valutazioni, insomma. Non è una ferrata banale. E niente, stiamo rientrando al Fedaia e alla prossima. Ciao ciao!